passiamo al nostro gradito ospite che è Giovanni Leoni. Buongiorno dottor Leoni, si presenti. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Io sono segretario di un sindacato della dirigenza medica e medici ospedalieri, CIMO-FESMED, che riunisce i dirigenti medici del mondo. Poi faccio anche il vicepresidente verso la Federazione Nazionale degli Ordini Medici a livello nazionale a Roma. Dottor Leoni, come medico, come sta vivendo questa situazione di questi profughi, di queste persone veramente che hanno l'unico sbaglio di essere nati nel posto sbagliato, al momento sbagliato, vivere delle situazioni che veramente non sarebbero mai aspettati di vedere, questi aiuti veramente anche sanitari? Prego, dottor Leoni. Guardi, sto seguendo come tutti la problematica ucraina, sto cercando anche di capirla come evoluzione storica, al di là di quelli che sono i contrasti politici e la situazione in cui alla fine noi siamo arrivati. Il dramma è, come diceva Gino Strada alla giornata dell'operatore sanitario pochi giorni fa a Roma, nelle guerre il 90% delle vittime sono civili e il 30% sono bambini. E a tutte queste persone che ovviamente è la massima preoccupazione, perché viviamo una situazione di altri tempi, attualizzata, con dei riflessi economici per tutta quanta l'Europa, in particolare per i paesi limitrofi. Mi colpisce molto l'accoglienza della Polonia in questo periodo per tutti quanti i profughi, ma tutti in Italia, ma tutta quanta l'Europa deve fare la sua parte, deve fare la sua parte con una pressione diplomatica e economica affinché una possibilità di interruzione delle ostilità ci sia, perché è anacronistico, oltre che estremamente pericoloso per tutti, parlare di guerra adesso, proprio adesso che stanno venendo fuori dal Covid. Dottor Leoni, un'altra cosa che veramente colpisce è che purtroppo c'è mancanza di medici. Io mi domando a questo punto come potremmo fare, perché queste persone vanno accolte ma vanno anche visitate, vanno veramente messe in sicurezza anche a livello sanitario. Lei cosa dice? Il tasso di vaccinazione Covid, per esempio, a livello Ucraina e Polonia è molto basso, quindi tutte quante attorno al 20% sto parlando, più o meno, secondo i dati che ci sono, rispetto a noi che siamo oltre l'89-90%, diciamo, per quanto riguarda il tasso di vaccinazione ormai completo. Quindi tutte quante le accoglienze che ci sono dovranno anche essere messe in sicurezza, ma questo è dal punto di vista sanitario, credo che non ci sia problemi, perché il nostro sistema è in grado, diciamo, in maniera programmata di reggere quello che è la necessità di accoglienza. So che il Presidente Federica e il Presidente Zaia, come diciamo esponenti delle regioni più esposte come tipo di affluenza, hanno già dato la loro massima disponibilità per quanto riguarda i servizi sanitari, quindi io sono fiducioso che l'Italia riuscirà, come il resto dell'Europa, a fare la sua parte per l'accoglienza di questi. Allora andiamo a vedere proprio questo vertice a Trieste, Friuli Venezia Giulia, Ucraina. Noi dobbiamo mettere in sicurezza sanitaria le persone, quindi dobbiamo garantire i tamponi e dobbiamo garantire, qualora nel caso in cui i tamponi fossero positivi, probabilmente ripristiremo i Covid in hotel e naturalmente tutta la procedura di accoglienza per le altre persone. È importante che le persone vengano identificate in maniera che poi possano essere in qualche modo seguite nel loro percorso di residenza in Italia. L'incontro odierno in Regione, cui hanno preso parte oltre al Presidente Federica e gli assessori Riccardi e Roberti, i prefetti di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone, per certi aspetti è stato interlocutorio rispetto ad ulteriori riunioni. Intanto si è analizzata la situazione generale venutasi a creare ai confini. Abbiamo esaminato le varie problematiche connesse all'attuazione delle ordinanze del Dipartimento di Protezione Civile e dopo questo disamina ci siamo ripromessi di rivederci per mettere a punto una strategia, flusso di ingresso che in questi giorni ha registrato anche un aumento, ma
si attesta circa 13.000 ingressi dall'inizio della crisi internazionale. Riccardi ha voluto sottolineare come al momento resti ancora difficile comprendere e prevedere le dimensioni e le caratteristiche di questo flusso migratorio, che stia crescendo è l'unico dato certo, come è certo che 700 profughi ucraini sono già stati accolti in regione. Allo stato delle cose dunque il Friuli Venezia Giulia metterà in atto tutte le strategie necessarie per intervenire soprattutto su un paio di direttive principali. Procedure che consentano di garantire le attività di accoglienza, ma soprattutto anche la sicurezza sanitaria, perché c'è un problema di caricamento all'anagrafe sanitaria delle persone che arrivano, c'è un problema di garanzia di tamponi e di vaccini, quindi stiamo mettendo a punto questo lavoro ed è un lavoro che nel momento in cui avrà un flusso ben chiaro coinvolgerà anche tutti i nostri sindaci, insieme faremo questo lavoro nel corso delle prossime ore. Trieste in tal senso è già mobilitata. Ogni giorno siamo in contatto con la prefettura e abbiamo messo in moto insieme con Carlo Grilli e con la regione un piano di accoglimento per cui c'è la massima attenzione, anche perché sono donne, bambini, famiglie che vengono via proprio dalla guerra. Questa volta non c'è storia, è guerra e basta. Dottor Leoni, io dico sempre che sono fortunata a vivere in Italia, sono fortunata a essere nel Veneto, dove nonostante tante critiche mi sento protetta, so che potremo accogliere queste persone nella massima sicurezza, poi se c'è il furbetto di turno non è colpa di nessuno, uno che non è vaccinato e che non vuole fare niente, però abbiamo anche la possibilità di recuperare anche tante persone che per vari motivi non hanno fatto il vaccino. Prego, dottor Leoni. Guardi, dalla mia dimensione nazionale, alla fine, prima del Covid, abbiamo fatto come ordine dei medici il giro 2 volte dell'Italia e alla fine essere a contatto diretto con gli altri ordini e con i presidenti e i contesti differenti dei visu ti cambia la mentalità. Quando torno nel Veneto, quando torno dalle mie parti, mi rendo conto che effettivamente il Servizio Sanitario Veneto è effettivamente un'eccellenza per il tipo di organizzazione, per quello che da cui deriva poi un'assistenza estremamente pubblica, con partecipazione limitata del privato, che si regge su un tessuto di ospedali, medicina del territorio, organizzazione consolidata. Naturalmente ci sono sempre le problematiche sono tutti a livello nazionale e che devono essere evolute anche nel Veneto, però la base su cui si poggia la nostra organizzazione è estremamente solida e quindi riuscirà anche a fronteggiare questa situazione umanitaria in cui tutti quanti devono fare la loro parte. Fortunatamente in questo momento il Covid è scomparso, diciamo, dalle cronache, ma in realtà è per l'effetto Ucraina, ma in realtà esiste sempre, ma in forma, diciamo, attenuata. C'è un'evoluzione positiva e non è solo un fattore stagionale, ma è anche la procedura della vaccinazione, la procedura dei tamponi, i controlli che vengono fatti sistematicamente e, posso dire, anche una certa coscienza sociale che ci contraddistingue per quanto riguarda quelle che sono le disposizioni che vengono poi semplicemente per poter avere delle regole di convivenza civile rispettate da tutti. La forza del rispetto, diciamo, delle regole credo che sia la chiave per venire fuori non solo, diciamo, dalla pandemia, ma anche dalle situazioni che possono capitare all'improvviso da fuori, e su cui dopo noi dobbiamo poter contare anche su un recupero e una risposta per come succede. Dottor Leoni, ho sentito la scorsa settimana il direttore generale, il dottor Francesco Benazzi, che era un po' preoccupato perché con l'arrivo di questo nuovo farmaco, di nuovo vaccino Novavax, non avevamo raggiunto i numeri che speravamo. Forse questo ci consentirà di raggiungere altri numeri con questi profughi che arrivano, che magari non sono vaccinati, visto la scarsa vaccinazione che è stata fatta in Ucraina? Io spero di sì, perché l'evoluzione, diciamo, della potenza vaccinale è costante. Ricordo che abbiamo conseguito
su quasi 100 progetti, i 4 vaccini, adesso aggiunto anche il Novavax per quanto riguarda la possibilità vaccinale, a tempo di record. Abbiamo vaccinato la popolazione a tempo di record e rispetto alle tempi normali per la creazione di un vaccino che normalmente ci mette parecchi anni per le sperimentazioni e i consolidamenti anche per le età più rischiose, come mi riguarda per esempio l'età pediatrica. E ci siamo riusciti. Adesso dobbiamo completare quella che è la vaccinazione e vedere come l'evoluzione del virus, probabilmente quest'autunno, vedere se ci sarà bisogno di richiami o di varianti, ma la tecnologia ci aiuta per quanto riguarda anche il fronteggiare quelle varianti. Al momento ricordo che stiamo ancora facendo i vaccini basati sul virus originario, eppure sono efficaci, soprattutto chiaramente per tutti quelli che hanno completato anche la terza dose. L'attenuazione di quello che è poi l'infezione virale come attività di virulenza potrebbe seguire la storia naturale, più virologi come Giorgio Palù, in cui si entra molte volte in quella che è una fase di attenuazione della virulenza del virus, una convivenza dell'ospite, e quella che è la modifica di quelli che sono i fattori patologici e patogeni per quanto riguarda gli ospiti, quelli che vengono infettati, in quanto dopo alla fine il coronavirus deriva dalla famiglia di virus dei raffreddori e potrebbe avere un'attività sì più contagiosa come durante la variante Omicron, ma anche meno preoccupante per quanto riguarda i soggetti che sono vaccinati, perché ricordo che nella stragrande maggioranza coloro che sono ricoverati tuttora negli ospedali subintensivi e medicina intensiva sono soggetti non vaccinati. Giusy da Dosson Treviso, ciao Giusy, ben arrivata. Ciao Mirella, buongiorno al dottore. Il brutto è, dottore, che chi ha i familiari dentro all'ospedale, anche in medicina, non lasciano andare i suoi figli a trovarli perché adesso è così, ma se possono andare magari bardati anche in medicina, che in medicina sì, non è che tu vada dove sono quelli col virus, insomma, questo voglio dire. E questi genitori anziani guardano sempre dalla porta se entri. Quello è il peggiore discorso ma che si possa fare, perché non possono morire in quelle condizioni, dottore, non possono morire così. Ci vorrebbe una certa legge anche di insistere di più coi medici se si possono andare a trovarli, insomma, ecco, perché c'ho un'amica che ha la mamma e dopo dicono: signora, attenda una telefonata questa sera e non arriva, oppure arriva e sono sempre con l'ansia, sempre con l'ansia anche questi anziani e i figli che sono a casa. La ringrazio, dottore. Grazie Giusy, prego dottor Leoni. Io ricordo che in alcune case di riposo hanno costruito le stanze degli abbracci, perché alla fine era estremamente importante poter mantenere quello contatto anche fisico, oltre che la visita con i parenti. Hanno supplito con le videochiamate e purtroppo certe regole vengono fatte per preservare delle infezioni i soggetti che sono ancora più fragili all'interno. Ricordo oltretutto che le fasi organizzative nelle medicine, che molte volte vengono anche trasformate a metà in reparti Covid, perché ricordo che il subintensive non sono altro che le medicine che vengono isolate, a cui vengono applicati anche i monitor, i respiratori ad alti flussi. Il personale è sempre lo stesso, ma segue dei pazienti che non sono più autosufficienti, come parte succede nelle medicine, ma sono dipendenti sia dal respiratore che per quanto riguarda le loro funzioni, con un personale che è sempre lo stesso, cioè parametrato in cui c'è una parte di produzione con tutti e altri autosufficienti che magari aspettano degli esami o una dimissione. Invece i reparti Covid si caratterizzano, se uno è ricoverato, nella stragrande maggioranza per persone in insufficienza respiratoria, che hanno bisogno di un carico di assistenza. Però capisco bene, perché tutti sono stati parenti di pazienti, come io stesso, e non mi andare a trovare per avere un comporto bidirezionalmente è secondo me una delle
di questo periodo. Io spero che finisca e che la tecnologia alla fine ci aiuti ad avere un contatto ancora anche virtuale, diciamo, tra i parenti, come li ho chiamate, in maniera tale che ci possa essere almeno uno scambio il più possibile alla realtà di quelli che sono gli affetti di una vita. Dottor Leoni, io domenica a Villa Margherita all'esterno ho incontrato una persona che mi ha fermato perché voleva farmi capire perché non si era vaccinato, sentendo delle fake da roba incredibile. A un certo momento, quando lui mi ha detto io non mi sono mai vaccinato, gli ho detto adesso io vorrei vedere se da piccolo tu ti sei vaccinato, perché è facile dire non mi sono mai vaccinato. Allora, questa paura del vaccino, da cosa è stata dovuta a questo vaccino? Perché fino all'altro giorno proprio tantissimi, anche Novax, andavano in ferie nei paesi esotici, si vaccinavano, da piccoli si erano vaccinati, all'improvviso questo astio, questa brutalità accusa in questo vaccino che forse è anche il più sicuro di tutti. È stato uno sbaglio di comunicazione? Hanno parlato in troppi e anche politicamente magari sbagliando? Secondo lei che idea si è fatto, dottor Leoni? Allora, è una situazione che mai è stata all'attenzione del pubblico il problema di un'infezione di un vaccino come in questa pandemia moderna. La stiamo vivendo in diretta. E naturalmente mai le infezioni hanno cambiato la nostra vita come in questo periodo. Ci hanno isolati, c'è stato il lockdown, ma soprattutto ci sono anche una fila di morti impressionante, soprattutto tra gli anziani. E anche un'evoluzione, una creazione di vaccini a grande velocità. Naturalmente, come tutti i farmaci, ci sono anche degli effetti collaterali anche per quanto riguarda i vaccini e sono stati scoperti per volte in itinere. Non nego che non ci siano stati, però chiamarlo ancora vaccino sperimentale dopo che è stato applicato in centinaia di milioni di persone la vedo un po' dura dal punto di vista proprio statistico. È chiaro che sui grandi numeri ci possono essere delle problematiche, degli effetti collaterali, ma la scomparsa delle morti così impressionanti, soprattutto per quanto riguarda gli anziani e anche per quanto riguarda gli operatori sanitari, ricordo che sono morti 370 medici continuando a lavorare a vari ospedali e territorio per assistere i loro pazienti quando non c'erano scoperture, e poi abbiamo smesso di morire, anche noi come medici e come infermieri. Hanno smesso di morire nelle case di riposo, un disastro soprattutto sulla prima fase della pandemia, cioè dei risultati poi di contenimento di quello che è la problematica della diffusione dell'infezione adesso con il Green Pass in un regime diciamo di semilibertà, cui siamo tornati a fare una vita anche dal punto di vista economico con quello che sono i problemi della società, perché non possiamo neanche rimanere chiusi in eterno, dobbiamo tornare alla nostra vita pur con tutte quante le limitazioni. È chiaro che c'è stata anche un'informazione molte volte caotica e contrastante anche dalla parte della nostra categoria, e questo sicuramente con la diffusione anche di vari tipi di canali non controllabili come i social network attuali e internet hanno portato alla possibilità di voci completamente destituite di fondamento scientifico di raggiungere gli indecisi. Non possiamo combattere coloro che sono di principio contro, possiamo lavorare però per gli indecisi. Ricordo a tutti che esiste un sito della Federazione Nazionale che si chiama Dottore Ma è vero che, costantemente aggiornato, in cui ci sono le risposte consultabili online per dare una visione diciamo istituzionale di quelle che sono le domande del pubblico alla portata di tutti su tutte quante le problematiche di uso su vaccini e quant'altro. Consultatelo perché vi assicuro che è abbastanza semplice e sistematicamente aggiornato. Dottor Leoni, quando sentiva qualche medico, qualche scienziato, qualche ricercatore contro il vaccino, lei che invece crede al vaccino, cosa provava? Allora, il più famoso è stato Luc Montagnier, diciamo, che è stato un ex premio Nobel che in questa fase un po' critica ultima della sua esistenza si è schierato contro i vaccini. È stato uno però, è stato uno. Perché dopo c'è tutta quanta il blocco scientifico mondiale che pubblica a vario livello pro vaccino e le statistiche.
Io personalmente come medico mi sono fatto tutti quanti i vaccini della terra, compreso quello per la tubercolosi, diciamo, perché al secondo anno di medicina la mia generazione si è tutta quanta vaccinata per la tubercolosi, e poi ci siamo anche dopo rivaccinati dopo, ci siamo fatti i vaccini per l'epatite, e da bambino ci siamo fatti tutti quanti i vaccini per la pertosse, difterite, per il morbillo, la varicella più recentemente. Noi ci scordiamo, diciamo, polio compresa, una patologia degli anni 50, con tutti quanti i pazienti nei respiratori. Di cos'erano le malattie infettive? Le abbiamo rivisti adesso le malattie infettive, come sono con questa, diciamo, problematica virale. Capisco il disorientamento che è dovuto anche alla tipologia dell'informazione, però diciamo, i vaccini hanno salvato l'umanità, l'isolamento sociale ha salvato qui nella Lazzarete di Venezia, Repubblica Serenissima, la popolazione dell'epoca per quanto riguarda i contagi. Noi discendiamo una, diciamo, cultura per quanto riguarda la mix dei popoli, il commercio, la visione, senza avere problematiche per quanto riguarda l'interesse e la cultura altrui. Dobbiamo aggiornarla dal punto di vista della protezione popolazione, però è un problema soprattutto culturale. Basterebbe solo guardare un attimo il recente passato per capire che la vaccinazione è la chiave, come nel recente passato, per venire fuori anche da questa situazione. Allora, dottor Leoni, ieri è stato l'8 marzo la festa, chiamiamo la festa, Giornata Internazionale della Donna che mi piace di più, e noi abbiamo capito e compreso che ancora questa donna deve salire molto la scala per avere pari dignità e pari diritti. Ecco, penso a queste donne medico, niente sostituzione di maternità per il 75% delle gravidanze. Cosa ci dice, dottor Leoni? È stato fatto un sondaggio a livello nazionale, è stato dedicato alle dottoresse che lavorano negli ospedali, cioè le dipendenti pubbliche, e hanno risposto in oltre 1400. È venuto fuori questo dato abbastanza scioccante, che si sapeva più o meno, però vederlo proprio scritto con i numeri, di non avere questo, diciamo, diritto della dottoressa a avere una sostituzione durante la gravidanza, e naturalmente i colleghi del reparto devono ridividersi il carico del lavoro. Quindi in questo momento di stress è emerso anche la problematica che i colleghi, dovendo lavorare di più, hanno quasi una forma di risentimento da parte verso colei che alla fine è assente per un lungo periodo dal lavoro. Invece le donne che sono ormai sotto i 65 anni, il 54% a livello globale dei medici in Italia, perché ormai la professione sta al mondo al femminile, devono avere la possibilità di avere una sostituzione, perché le donne hanno più ruoli nella vita, sono non solo professioniste, sono anche mogli, madri e figlie, e quindi hanno bisogno dei tempi anche per fare le altre parti della vita, che non devono essere precluse semplicemente per il fatto di fare. La ringrazio di queste parole, dottor Leoni, perché abbiamo il bisogno di sentire che gli uomini ci sono anche vicini in questo percorso molto difficile. Ecco, questi gli impegni che purtroppo abbiamo e che cerchiamo di risolvere al meglio, e quasi sempre ci riusciamo, anche se sono veramente tanti e non riconosciute. Abbiamo Bertilla da Crisignano. Ciao Bertilla. Ciao Mirella, sono la signora Bertilla. Volevo chiedere al dottor Leoni, io sono una depressa, sto facendo le chemio così, per la quarta dose ha detto sì, non è obbligatoria, però sarebbe opportuno farla. Che mi dite, dottore? Allora, diciamo, il ciclo vaccinale completo è in 3 dosi, diciamo, è quello che alla fine booster, così è stato chiamato, è quello che dal punto di vista degli studi scientifici, perché poi alla fine tutto quello che noi facciamo nella realtà viene fuori dagli studi controllati, cioè vengono fatte varie ipotesi, poi vengono controllati sui volontari quali sono i risultati sul tasso anticorpale e le complicanze, le problematiche, alla fine vengono fuori le linee guida. Poi adesso si parla verso l'autunno, per una recrudescenza della patologia, che ci potrebbe essere una quarta dose per i soggetti più fragili. Però, visto che noi facciamo un percorso in itinere, cioè evolutivo, perché la medicina è una scienza empirica, dobbiamo procedere per sperimentazioni, farle in maniera controllata e vedere i risultati.
e ci vogliono poi dei campioni sufficientemente ampi per avere una credibilità per quello che sono i risultati. Inoltre, per avere dei risultati riconosciuti, i centri devono arrivare alle stesse conclusioni. È così che il metodo scientifico funziona. Trovare la temperatura a cui bolle l'acqua in vari posti del mondo. Poi a un certo punto si decide che l'acqua bolle a questa temperatura in determinate situazioni di pressione atmosferica e temperatura globale. E questa è la realtà scientifica. Tutti devono arrivare con gli stessi metodi alle stesse conclusioni. Dopo diventa una linea guida per tutti. È molto importante, grazie anche di queste precisazioni. Però quello che io vorrei capire e sentire da lei, dottor Leoni, dobbiamo vaccinare i più fragili. Ecco, la quarta dose sarà destinata ai più fragili, ma qui si apre un mondo. Un mondo, perché le fragilità sono tantissime. Sarebbe anche giusto capire cosa vuol dire fragilità nel vaccino. Cosa dice, dottor Leoni? Dipende dal sistema di competenza per quanto riguarda la reattività anticorpale e la reattività in generale a tutte quante le malattie, anche quelle oncologiche e non solo quelle infettive. Dobbiamo fare una piccola precisazione. Noi veniamo difesi da variazioni e mutazioni per quanto riguarda la crescita dei tumori, infezioni dall'esterno, dal sistema immunocompetente. L'immunocompetente purtroppo dopo i 50 anni comincia a diventare meno efficiente e nelle decadi di vita più avanzate sappiamo che c'è una maggiore incidenza di tumori e anche ovviamente di infezioni, perché si muore anche di una complicanza influenzale che è una polmonite. Su questo dobbiamo concentrarci. Poi in subordine ci sono tutti quanti soggetti immunodepressi, perché per esempio hanno fatto una chemioterapia per tumori oppure che hanno dei problemi di deficit immunocompetente originario. Su questi soggetti naturalmente dobbiamo attirare quelli che sono gli studi per capire se il decadimento del tasso anticorpale può essere rialzato con una nuova dose, oppure se semplicemente aver avuto la dose di vaccino ci mantiene sufficientemente coperti. È un po' un'analogia a quella che è la vaccinazione antinfluenzale, che poi alla fine viene rifatta ogni anno. A volte ci sono delle varianti per quanto riguarda i virus circolanti che vengono determinate, a volte sono molto simili a quelli precedenti. Però il vaccino è cambiato anche nel corso degli anni per adattarlo sempre anche alle mutazioni del virus influenzale, che è la cosa più banale. Allora, adesso parliamo di un altro argomento molto importante. Il Servizio Sanitario Regionale deve tener conto delle esigenze dei giovani medici. Ecco, crediti alti di ferie non godute, ore settimanali che sfiorano abbondantemente il 38 ore, insoddisfazione neoassunti, disincentivo a restare negli ospedali pubblici. Mamma mia, dottor Leoni, quante cose che non funzionano. La problematica appoggia dal fatto che il carico di lavoro, al netto di quello che è l'aumento della pandemia, si divide sempre per meno persone. I medici alla fine erano 9.200, sto parlando di medici dipendenti e ospedalieri, e ne mancavano sempre 2.300 di quella che dati dalla Regione Veneto. In particolarmente mancavano 150 medici in pronto soccorso e 150 medici nel sistema di rianimazione. Questo prima della pandemia. Poi la gente è andata in pensione, c'è stata una carenza di programmazione per quanto riguarda le borse di specializzazione per anni risparmiari, si specializzava la metà delle persone che si laureavano, 10.000 laureati e 5.000 borse di studio. Alla fine, per criteri di risparmio sul personale, siamo arrivati a questa situazione. Solo che il professionista non si può fare in un anno, ci vogliono anni per specializzarlo e per poi farlo assumere in maniera adeguata. Cioè è il normale turnover. Adesso il problema però, il carico di lavoro rimane diviso sempre per gli stessi, che sono meno, che devono comunque, perché la gente dopo settimana e viene lo stesso in ospedale, oppure va anche nella medicina del territorio che ha problemi analoghi a quella dell'ospedale, perché servono i ricambi. Così la gente alla fine ha dichiaratamente grossi problemi di ferie non godute, problematiche per quanto riguarda ore straordinarie, perché se uno manca il servizio deve essere coperto,
E allora c'è un sondaggio che è stato fatto su oltre 4.500 medici a livello nazionale, in cui è emerso che i medici ospedalieri resterebbero ben pochi a lavorare in queste condizioni. Chi può va in pensione, una metà, chi può pensa di andare a lavorare nel privato, che vuol dire essenzialmente non fare le notti, non fare le domeniche, non fare i turni di reperibilità, perché il servizio pubblico è un servizio connaturato all'emergenza, urgenza H24, soprattutto in certi reparti. E quindi diventa estremamente pesante. Il reparto peggiore in assoluto come qualità del lavoro è la medicina. Mi sembra strano, ma la medicina è il reparto che ricovera sistematicamente tutto in emergenza urgenza. Persino le chirurgie, io faccio chirurgo, hanno dei reparti, dei pazienti che vengono in elezione per interventi programmati e poi le urgenze. Invece le medicine, anche le geriatrie, che sono anche quelle di emergenza urgenza, ricoprono tutto così. Naturalmente poi c'è il pronto soccorso e anche l'anestesia e rianimazione, che era un posto sicuro. Alla fine, per il carico di lavoro a cui sono stati caricati i colleghi in servizio, è diventato meno appetibile per quanto riguarda i giovani che hanno altri sbocchi in questo momento. Persino la guardia medica non viene più considerata, perché c'è in questo momento la necessità di avere i medici di USCA, i medici dei centri vaccinali che lavorano di giorno, perché lavorare di notte i festivi è pesante per tutti, deve avere delle grosse motivazioni dal punto di vista etico e personale che non devono essere frustrate. Poi oltretutto c'è una problematica di migrazione quasi nel 25% dei nostri giovani medici all'estero, dove trovano stipendi che sono dal doppio al triplo di quelli nazionali, fanno due conti, tutti quanti sanno ormai l'inglese, hanno delle proposte interessanti e alla fine sono degli emigranti di lusso di tipo scientifico e una volta che vanno all'estero non tornano più in Italia. Quindi dobbiamo fare dei grossi passi evolutivi per avere ancora un ricambio adeguato dal punto di vista generazionale per quanto riguarda la classe medica e infermieristica, perché sono molto ambiti anche gli infermieri per loro qualità professionale, perché le condizioni di lavoro in Italia sono diventate estremamente pesanti per la nostra categoria. Allora andiamo a vedere proprio il video, dottor Leoni. Cimo, condizioni di vita dei medici. È un'indagine che mette a nudo con estrema precisione la cruda realtà delle condizioni di vita e di lavoro dei medici nelle strutture sanitarie, quella condotta dalla Cimo Nazionale su 4.258 medici ospedalieri. Il 72% del campione, potendo tornare indietro, sceglierebbe ancora di indossare il camice bianco, ma solo il 28,4% vorrebbe farlo come medico dipendente in una struttura pubblica. Il 26% preferirebbe trasferirsi all'estero, il 19% vorrebbe anticipare il pensionamento, il 14% vorrebbe lavorare in una struttura privata e il 13% sceglierebbe la libera professione. Una situazione preoccupante, denunciata con forza dal vicepresidente della Fronceo Giovanni Leoni, che lancia l'allarme per le conseguenze che il fenomeno potrebbe avere sulla sanità pubblica. Dottor Leoni, quello che veramente si pone una riflessione è che forse non capiamo bene i numeri tra sanità pubblica e sanità privata. Molti dicono non è vero che c'è tutta questa sanità privata, però noi vediamo che se abbiamo bisogno di una visita immediata, pagando l'abbiamo subito. Vuol dire che all'interno ci sono dei medici, dei professionisti anche molto validi. Prego, dottor Leoni. Sì, chiariamo il è una componente per quanto riguarda la sanità pubblica estremamente residuale rispetto alla Lombardia, per esempio, che è molto spinta, come il Lazio, per esempio, quando si va verso il centro. Chiaramente il problema delle liste d'attesa è direttamente dipendente dal numero di professionisti che sono in servizio, nel senso che nei nostri ambulatori, a livello divisionale, la maggioranza delle persone che arriva in ambulatorio è esente ticket 7R2 per il reddito, oppure 3C1 per invalidità o 0,48 per patologia neoplastica, cioè è gente che non ha i soldi per pagare su una visita privata, deve rivolgersi al pubblico. Il medico ha le sue ore di lavoro, che sono 38, ma adesso sono oltre 48,
e poi può fare un'attività libera professionale e intramedia. C'è un calo impressionante per quanto riguarda anche l'attività libero professionale intramedia, cioè i medici a un certo punto chiudono anche l'attività libero professionale perché non ce la fanno più, perché hanno un orario di lavoro talmente elevato con gli straordinari in alcuni reparti, non in alcuni reparti, per cui c'è anche una diminuzione di offerta anche libero professionale. Poi c'è tutta l'attività privata, va bene, privata convenzionata, cioè vuol dire che la regione paga determinate istituzioni per fare un'attività di tipo pubblico e il cittadino paga il ticket alla stessa maniera, che fa questo tipo di attività in più. Naturalmente è differente il tipo di offerta secondo le prestazioni che uno richiede, perché chiaramente una visita oculistica, un ciclo di fisioterapia, una problematica di grande utilità per tutti, un intervento per cataratta per esempio, che sono quelle che hanno una massima lista d'attesa, sono quelli che hanno avuto le problematiche maggiori anche durante il Covid. Sono stati stanziati dei soldi dalle regioni per fare le attività aggiuntive sia a livello regionale, e il problema è in questo momento avere la forza anche di recuperare tutte queste prestazioni, perché i medici che lavoravano nei reparti non direttamente coinvolti col Covid sono stati dirottati a fare altri tipi di attività per quanto riguarda per esempio le analisi dei centri vaccinali o altri tipi di attività di supporto. Quindi la gente non è che non ha lavorato in questo periodo, ha lavorato e come, sempre in numero inferiore. A questo punto io ho tanti miei colleghi che tutto sommato persino le attività private tutto sommato la fanno in maniera ridotta o non la fanno proprio. Il cittadino ha la necessità però di avere dei servizi e quindi bisogna ripensare anche alla distribuzione per esempio degli specializzandi, che sono aumentati da 5.000 a 14.500 sul piano nazionale. Non possono rimanere solo confinati alle università, ma devono essere distribuiti con le reti formative in modo da avere energie fresche e delle assunzioni magari anche specificate per quanto riguarda il ritorno dei giovani, le giovani dottoresse anche e soprattutto negli ospedali, per poter dare una nuova offerta. Perché se cali il numero dei letti, e l'hanno calato e come, tagli il numero di professionisti, la gente continua ad andare in pensione e la risposta per i visti ambulatoriali ha una possibilità di contenzione sempre più inferiore e quindi la gente aspetta di più. Dottor Leoni, non le sembra però che si è investito troppo sulla struttura e meno sulla persona, sulla professionalità? Ecco, su questi numeri che una volta erano tantissimi, mi ricordo che si diceva basta medici, per carità, basta, tutti che vogliono diventare medici. All'improvviso manca tutto, mancano medici, mancano infermieri, università a numero chiuso, grandi strutture. Io dico sempre che non può fregarmi di meno di avere la grande struttura, mi interessa il medico bravo e competente. Prego, dottor Leoni. Guardi, lei parla con uno della generazione della pletora medica, eravamo in 1800 a Padova nel 76-77, adesso sono un 300 alla fine, quelli nel corso di laurea. Il taglio è stato impressionante, mancano soprattutto gli specialisti, come dicevo, sui 10.000 medici che vengono laureati ogni anno. C'è un buco per quanto riguarda i camici grigi, cioè coloro che non sono ancora specializzati, stanno cercando delle attività per avere quella che è l'evoluzione anche a livello della medicina del territorio. La problematica della mancanza non la risolveremo subito, ma dobbiamo calcolare che il taglio del personale è partito dal 2004. E noi siamo nel 2022. Noi vediamo l'effetto finale di un sistema che prima della pandemia era già al limite per quanto riguarda la problematica dell'offerta sanitaria. Un esempio per tutti, i posti letto di animazione, tanto discussi. Erano 5.000 all'inizio della pandemia, poi li portano 7-8.000 con un aumento del personale del 5%. Cioè vuol dire che hanno aumentato solo i letti e poi la gente che manda avanti la struttura sono sempre gli stessi. La buona volontà e il numero degli straordinari, dei medici e degli infermieri che hanno fatto il loro lavoro in questo periodo è quello documentato dal nostro sondaggio. La problematica non si risolve immediatamente, è una situazione che noi come ordini, come sindacati abbiamo denunciato da tempo, perché una cosa era certa, o quasi, era il momento in cui uno andava in pensione. Noi viviamo ancora con una classe medica che è la più anziana d'Europa, che è quella che vedete derivata dal momento della pletora medica, cioè dei medici laureati negli anni '80.
Ma anche loro, nonostante la Fornero abbia rallentato l'uscita, perché ricordo che tutti gli aiuti anziani, quasi i primari, andavano in pensione attorno ai 60 anni, adesso si resta a 65-67 anni, qualcuno addirittura fino a 70 anni a lavorare, se ce la fa. È effetto anche in una legge che ha cambiato quello che è l'uscita della pensione, però la curva della gente che usciva era prevedibile e la curva della gente che entrava, che era in calo, era prevedibile anche questa. Dottor Leoni, mi scusi, ma dov'è che si è inclinato l'ingranaggio? Dov'è che veramente a un certo punto si è capito che così non poteva funzionare, però non si è investito, non si è voluto fare abbastanza? Prego. Guardi, a livello di conferenza delle regioni, Ministero della Salute, è molto chiaro quello che è il bilancio, che al 70% di una regione è in sanità. E c'è un costo che si può tagliare, il personale, riuscendo a far lavorare di più quelli che ci sono. È stato un sistema che ha funzionato per anni, fino a un certo punto quando la macchina è entrata in tilt, perché il frullatore di tutti quanti gli operatori è cominciato a girare a una velocità eccessiva per tutti. Su questo si è innestato poi l'uscita e la possibilità anche per tanti medici di fare altri tipi di attività, come recentemente come l'USCA, come medici vaccinatori o ovviamente anche il privato convenzionato, e l'uscita di molti professionisti che, diminuendo il numero dei professionisti disponibili, sono diventati più appetibili, più desiderati. Così la gente che ha un certo livello ormai culturale, parlo di quarantenni, dei cinquantenni, che sono formati e migliorati a livello ospedaliero, sono desiderabili anche nel privato convenzionato, perché mancano i professionisti anche lì, perché la gente è andata poi in pensione. A questo punto il medico, quello che è ancora in servizio, può scegliere un tipo di attività, mentre una volta c'erano tantissimi medici che cercavano un tipo di occupazione, ed è per questo che non si trova più nessuno che va a fare la guardia medica, per esempio, che è un servizio fondamentale notturno e festivo, perché è più vantaggioso alla fine fare il medico avvicinatore, il medico nelle USCA, e si lavora di giorno e non di notte. Quindi bisogna rivedere anche quello che è lo stipendio, molto banalmente, di tutte quante queste persone, oppure queste attività più pesanti che sono necessarie per la popolazione non saranno più scelte da nessuno. Oppure anche, dottor Leoni, a detta di qualcuno, rivedere anche quello che potrebbe fare il medico di famiglia o il medico di base, il primo pronto soccorso, questi codici bianchi che intasavano completamente i pronti soccorsi, che essere dirottati verso il medico di famiglia che lo può fare tranquillamente. Il medico di famiglia desidera fare il medico, anche lui, perché recentemente è stato detto che un 40% dell'attività del medico di famiglia era un'attività di tipo burocratico, amministrativo, con flussi, certificazione e quant'altro. Adesso siamo saliti, con quanto riguarda vaccinazioni, contact tracing e tamponi, all'80%. C'erano delle medicine integrate che erano partite, erano state bloccate al 25% della loro possibilità da un ricorso alla Corte dei Conti, perché si spendevano troppi soldi a livello regionale per fare quel tipo di attività, che aveva un supporto dove esistente, dà la possibilità di avere al cittadino un'attività del medico di medicina generale 8-20 tutti i giorni più 8-14 il sabato, con dei medici a rotazione che coprono il medici in maniera tale che ci sia sempre qualcuno disponibile per quanto riguarda i pazienti, con un servizio di infermieri, con un servizio di segreteria, perché c'è tutta quella parte di supporto, perché il medico ormai nell'attività normale non può essere più lasciato fuori dall'ambulatorio con tutte quante le attività in una persona sola. Se no ha meno tempo per dedicarsi a quello che è l'attività di assistenza al cittadino, a visitarlo molto banalmente, a fare le cose che servono dal punto di vista medico e non da tante le altre problematiche tipo amministrativo che sono tipiche del giorno attuale. Quindi al momento la problematica più grande è aumentare quelle che sono le sinergie tra colleghi e forse con le case della salute, col piano sanitario successivo, con la possibilità di avere delle implementazioni anche tecnologiche più vicine al cittadino, si arriverà a poter avere in maniera più periferica, più vicino al cittadino, quelle che sono le risposte di base. Non chiedo tante cose, ma l'assistenza, una fisioterapia, una medicazione, un controllo anche delle cumulazioni, tempo di qui, che parametri che si possono fare anche a livello di un bel poliambulatorio vicino o dei ricoveri, diciamo,
per pazienti meno pesanti o dimissioni protette in locali adeguati prima di andare a domicilio, questo dovrebbe essere fattibile nell'immediato futuro, nei prossimi 4 o 5 anni, e se ci sarà naturalmente anche il personale per poter badare a tutte queste persone. Bisogna formare il personale e motivarlo anche economicamente oltre che eticamente, perché sennò in questo momento uno può anche scegliere un'altra professione. Allora, dottor Leoni, intanto la ringraziamo di essere stato con noi per averci chiarito anche qualche idea che era un po' confusa, ma soprattutto la necessità che abbiamo di tenere questi giovani medici qui in Italia, che poi si rivelano anche dei bravissimi medici, dei bravissimi ricercatori. Come ci saluta, dottor Leoni? Allora, l'augurio è, numero 1, di uscire dalla pandemia, che questo sia un problema archiviato per tutti. E dopo speriamo di poter avere una fine rapida della crisi ucraina, di questa crisi umana che ci riporta indietro nel tempo, e noi invece dobbiamo avere un'evoluzione del tipo sociale ed economico per uscire fuori dalla crisi tutti quanti assieme. Un saluto a tutti quelli che stanno soffrendo, stanno morendo, diciamo, in questa cosa al di fuori della nostra mentalità, che non è un film ma è una realtà drammatica per delle popolazioni a noi molto vicine. Allora, dottor Leoni, grazie ancora, buon lavoro veramente, speriamo che le cose cambiano in meglio. Questa pandemia dovrebbe aver insegnato qualcosa a tutti, ripeto tutti, forse la volontà di migliorare c'è, basta che ci diano anche la possibilità, perché ci mancava solo questa guerra a interrompere, ecco, quel lumicino che vedevamo in fondo al tunnel. Grazie, grazie dottor Leoni, buona giornata. Grazie a voi, grazie per il vostro tempo. Grazie a voi telespettatori, mi dispiace, purtroppo stanno iniziando i lavori per la riconversione dei televisori, dovete portare pazienza, lo so che non riuscite, molti non riescono a vedere, stamattina hanno chiamato il centralino, portate pazienza, cercate di risintonizzare i vostri televisori, fatevi aiutare e poi vedrete che un po' alla volta ritorneremo alla normalità. Grazie, grazie, buona giornata, ciao!